Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Buongiorno Andrea, a te la linea. Eccoci qua, grazie Natalia, sezione cultura popolare all'interno di Cultura Arte. Il lunedì sapete che parliamo di cultura popolare, cioè partiamo dal basso e non dall'alto. È un concetto un po' anglosassone a dire la verità, però ha avuto sempre fortuna e continua ad averla nonostante tutto questo mondo digitalizzato di cui compartecipiamo voglia farci non solo tutti uguali, impastati nella stessa maniera, ma anche in qualche modo utenti della stessa cultura. Ma non è così, perché la cultura continua a rimanere le culture. E oggi parliamo proprio subito con Marco, rinviando a dopo i discorsi invece che farò sul terzo segreto di Fatima da solo, sul terzo segreto di Fatima e sui santi del calendario di marzo. Ecco, volevo invece riparlare un po' del registro dialettale, perché ci sono notizie poco confortanti che riguardano la toponomastica e la cartellonistica stradale, che è sempre stato un po' un cavallo di battaglia di chi a questo mondo ha cercato di pensare all'identità e ha pensato bene in qualsiasi parte dell'universo di parlare non solo una lingua nazionale, ufficiale, internazionale, eccetera, ma anche una lingua locale che ha la sua dignità, la sua corposità, la sua bellezza. I cartelli stradali dovrebbero onorare questa cultura, questa lingua locale nella maniera giusta. E invece, puntini, sentiamo subito chi? Marco Tognini, che oltre ad essere collega, amico e concittadino, è la persona giusta che si è interessato anche un po' negli ultimi tempi di questa brutta faccenda. Allora, Marco, ci sei? Sì, ci sono, grazie Andrea. Ecco, sappiamo di rubarti un po' al tuo lavoro per qualche manciata di minuti, per perlomeno una mezz'oretta se ce la fai, e in modo tale che ci illustri un po' questa faccenda. Tradate, tra l'altro, dico subito ai nostri ascoltatori, è una cittadina che magari non tutti conoscono, però è un baricentro interessantissimo dell'Insubria, cioè della Lombardia occidentale, proprio perché è ubicata in mezzo tra Varese, Como, Saronno e Milano, e quindi è una cittadina che ha la sua storia, le sue tradizioni, lungo la linea dell'antica via Varesina, appunto, che portava fino alle Prealpi. Allora, raccontaci un po' tu, scusa se oggi insomma passiamo da faccende internazionali a cui abbiamo abituato i nostri ascoltatori per la storia dell'Iran anziché di altre parti del mondo, ma entriamo un po' più nelle piccole patrie locali, e poi la nostra, che è quella lombarda, ci è più cara delle altre. Allora, dici tutto. Sì, Andrea, diciamo che è un processo che purtroppo è in atto in diversi comuni, in diverse amministrazioni. Ha seguito un po' quelle che sono le ultime notizie di stampa per quanto riguarda in questo caso il comune di Tradate, appunto in provincia di Varese, è solo l'ultimo in realtà, dove purtroppo un pezzo fondamentale della nostra cultura locale, che è cultura di popolo, che è storia ancestrale delle nostre radici, della nostra identità, viene utilizzata purtroppo in maniera politica. A Tradate ci sono i cartelli, quelli di colore marrone, di carattere storico-culturale, che ovviamente riportano, oltre al nome canonico della città, appunto in lingua italiana, anche il nome in lingua locale, quindi in questo caso Tradate e Tradà, e questo nome evidentemente è stato preso di mira dal centrosinistra, che a Tradate è forza di opposizione, e propone di eliminarli, seguendo un'idea del centrosinistra, che peraltro una volta aveva idee molto più popolari, che è accaduto in altri comuni anche più grandi come Novara, come Lecco, e francamente lo troviamo assurdo. La tesi del centrosinistra è quella che comunque riportare oggi in un mondo globalizzato comunque il quasi
come dire, cercare di imporre una visione o comunque di ghettizzare qualcuno a vantaggio di qualcun altro. Insomma, sono cose che non reggono dal mio punto di vista, perché comunque è un segno di identità, è un segno, come dire, anche che unisce le generazioni e che tra l'altro storicamente a Milano, se pensiamo anche alla storia delle lingue locali e del milanese, i milanesi di adozione sono diventati poi i più grandi nei secoli, i più grandi sostenitori a loro volta della lingua milanese. Non si capisce perché oggi il centrosinistra debba fare una cosa del genere. Ecco, diciamo, la Lega si è subito schierata contro, in particolare, e mi fa piacere, i giovani che hanno ricordato che non è un elemento folcloristico, non è una provocazione politica, ma è un segno di una comunità che si allarga, che vive ovviamente anche nel mondo di oggi, ma che insomma sa da dove viene, che c'è una radice sostanzialmente gallo-italica e che quindi va valorizzata. Ecco, che quindi le nostre lingue non sono solo diciamo questione di aridi dizionari o diciamo questioni solo da studiosi di storia locale, ma sono ancora qualcosa di vivo, diciamo. Ecco, come diceva qualcuno, non si tratta di adorare le ceneri, ma di custodire il fuoco, ecco, come diceva Gustav Mahler. Per noi difendere un dialetto, una lingua locale o una lingua locale, a seconda appunto delle varie situazioni, è difendere il segno di tante comunità. La sinistra, questo, che è sempre stata poi vicino al popolo, insomma è sempre stata popolare, forse perché oggi ha fatto propria la lezione gramsciana, per cui tutto ciò che è cultura può diventare anche propaganda e indottrinamento, non vede questa vicinanza ai popoli, nonostante poi invece apra anche incondizionatamente le porte a culture e lingue completamente allogene. Ecco, quindi c'è questa ipocrisia fortissima che tra l'altro insomma noi francamente da amanti della cultura, prima ancora che, ripeto, da schierati anche legittimamente nel mondo appunto federalista, nel mondo delle culture delle piccole patrie, anche perché, fammi dire Andrea e poi mi taccio, lascio le tue domande, storicamente poi tante lingue che oggi sono lingue nazionali in realtà sono lingue locali che hanno avuto, grazie comunque alla nascita di nuovi stati o grazie comunque a provvedimenti anche abbastanza recenti, hanno assunto quella dignità di lingue nazionali, ma anche uno studioso delle lingue classiche sa benissimo che il greco antico è stata una lingua divisa in tanti dialetti. Tra l'altro Omero aveva un particolare dialetto, come ce l'avevano invece gli altri, insomma non era il greco della Koinè e così via. Sappiamo che ci sono lingue che sono state praticamente ricostruite dai testi sacri come l'ebraico, che praticamente non esistevano. Io ho studiato abbastanza bene per esempio la mitologia finlandese, prima di raccogliere il Kalevala, questa grande opera epica del Kalevala. Sostanzialmente i finlandesi non avevano una letteratura storica perché ce l'avevano in svedese, non ce l'avevano in finlandese. Lo stesso si dica del ladino, che diciamo fino alla fine del Settecento era quasi sconosciuto, ma potrei andare avanti. Pensiamo al catalano, insomma, che è stato codificato, c'è tutto il discorso anche della grafia standard che andrebbe ripresa, ma forse è proprio quello che vuole la sinistra oggi, cioè lasciare che le lingue locali restino talmente sotterranee da sostanzialmente farle sparire. Ecco. Assolutamente. 3 o 4 spunti, voglio sentire la tua idea. Un caso che è rimasto piuttosto traumatico in Lombardia è stato quello di Bergamo, dove appunto la giunta di sinistra ha deciso bene di mantenere Città dei Mille, ma di togliere la dizione invece in lingua lombarda. Ecco,
brucia questa scelta proprio perché dimostra quanto il presunto internazionalismo di certa cultura di sinistra in realtà sia altro che un bieco nazionalismo, laddove i 1000, che io rispetto, diciamo così, non ne condivido storicamente la scelta, ma che rispetto, in realtà non possono rappresentare di per sé la città, per tantissimi motivi, ma appunto la città, la gloriosa, bella, affascinante città di Bergamo, forse la più bella della Lombardia, ha bisogno di far conoscere a chi arriva da lontano, proprio a quelli che arrivano più da lontano possibile, come si pronuncia e come si scrive il nome della propria città in un codice che non è esattamente il codice nazionale. Questo è il primo spunto, e su Bergamo c'è tanto da dire perché Bergamo ha lottato moltissimo dal punto di vista identitario, federalistico, autonomistico per questa faccenda. I bergamaschi sono scesi in piazza nel 2002, 2003, 2004, adesso sono passati tanti anni, con le fiaccole accese, né più né meno che per una vicenda che legata a un giallo di nota memoria. Peraltro, poi ti ripasso la palla, quando vado nella Francia del Sud, a fronte di quello che normalmente si pensa della Francia, che è vero, è centralistica, centralizzata, molto ripiegata su Parigi e tutto quello che è cultura locale viene snobbato, vabbè, però in gran parte della Provenza, specialmente nella zona di Avignone, noi abbiamo la castellonistica che riproduce la dizione provinciale della cittadina. Quindi tanto di cappello, chapeau, no? Come si suol dire alla francese. Cosa che da noi non è riuscita ancora ad essere digerita. Cosa dici tu? Carissimo. Ma ti dico, tra l'altro in Francia, per averla frequentata comunque abbastanza bene, ti posso dire per esempio anche tutta la Bretagna, nonostante, ripeto, anche il fatto che l'autonomismo e l'indipendentismo bretone si siano scontrati anche durante l'ultima guerra, diciamo, con diverse istanze, però se tu vai per esempio a Vannes c'è anche il nome Gwynedd, c'è il nome proprio in lingua bretone, ma in generale la cartellonistica bilingue la troviamo in tutte le comunità dove vengono comunque tutelate sia le minoranze che comunque i gruppi storici, quindi Catalogna, Galles, Lapponia, Frisia, la stessa Scozia, la Pomerania, l'Istria, nonostante quella pagina dolorosa. Devo dire che in Istria comunque c'è sia il toponimo italiano, c'è il toponimo veneto, ecco, quindi lo stesso le isole Aland, lo stesso la Corsica e quant'altro. Oggi si tenta di eliminare le lingue locali per farle diventare un fatto privato, qualcosa di nascosto, di tollerato, mentre in realtà è e deve essere un elemento della vita, ripeto, di una comunità. A Bergamo, che ripeto è una città importante, tra l'altro sarebbe fondamentale ricordare che questo Berghem non è qualcosa di, come dire, di localistico, ma è un toponimo che tra l'altro fa riferimento proprio al longobardo, al germanico, Bergheim, la casa sul monte, quindi è proprio un elemento delle radici importantissimo che tu mi hai citato, come potremmo citarne davvero altri, però fa parte, ripeto, forse di una strategia per cui magari mettiamo i cartelli di comune nuclearizzato o di città per la pace, che sono, diciamo, bagagli ideologici che servono magari a mantenere anche dei gruppi, a finanziare delle iniziative, perché poi tutti tengono famiglia, come si suol dire, no? Mentre tutto sommato quando ci si muove per questioni identitarie, devo dire la verità, la tanto bistrattata Lega, anche dagli ex leghisti eccetera, è quella che tutto sommato si è mossa di più, perché se vado a vedere i comuni, esiste in rete anche un elenco, un atlante dei comuni che hanno avuto o che hanno cartelli bilingue. A parte le minoranze storiche, quelle della legge 482 del 99, quindi
la Valle d'Aosta, quindi il Friuli, quindi per esempio gli albanesi della Puglia, gli albanesi della Calabria, le altre comunità sarde in Sicilia, eccetera. Se andiamo a vedere dove sono questi cartelli locali, sono soprattutto nelle zone dove vi è sempre stata la presenza storica del movimento Lega. Quindi al di là di questo bisogna dire che siamo veramente pochi evidentemente a pensarla in questo modo, e al di là di tante belle parole di altri, insomma la questione sta a cuore a troppo pochi, e dovremmo cercare di allargare insomma questo bagaglio, ecco, questo bagaglio culturale. Assolutamente, come direttore del Centro Regionale delle Culture Lombarde, che oramai la mia partecipazione e la mia direzione è data da 25 anni, da un quarto di secolo, io ho sempre espresso quest'idea in molte conferenze che ho fatto in giro per la Lombardia sul fatto che tutte le maggiori città, quindi non iniziare dai paesini delle valli nascoste, Descundun, no, tutte le maggiori città debbano avere la versione in lingua locale, quindi Milano Milan, Cremona Cremona, Mantova Mantua, Brescia Brescia, Bergamo Bergen, Varese Varese, Como Com, Pavia Pavia, perché Pavia è una città che ha una impostazione di radice italianistica. In realtà era l'antica città dei papi, Papia, ma ovviamente non si può scrivere questo. Detto questo, perché è importante? Perché è l'impatto che deve avere il turista che arriva in Lombardia. Ricordiamo una micronazione di 9 milioni e mezzo di abitanti, mica da ridere, più della Slovenia e forse del Belgio, tu il Belgio lo conosci molto bene. Ecco, detto questo, io ho sempre, è stato un mio cavallo di battaglia, assieme alla famosa corona ferrea da inserire da Monzese, e qui penso che andiamo a nozze, nella bandiera regionale. Ma questo poi è un altro discorso che casomai faremo un'altra volta, Marco, con calma. Ecco, quindi non iniziare dai paesi sperduti per paura, ma iniziare da un impatto generale. È chiaro che si provocherebbe un polverone, però a volte delle decisioni grosse riescono a rendere di più dei passi piccoli piccoli da pavidi agnellini. Cosa dici tu? Ma sono assolutamente d'accordo. In Regione Lombardia, tra l'altro, ci stiamo muovendo, nel senso che voi sapete che in passato tanti tentativi sono stati purtroppo disattesi. Pensiamo soprattutto alla devolution, che dava delle materie esclusive. Io ai tempi avevo visto, tramite anche il fu assessore Albertoni, c'erano addirittura dei manuali di storia locale che potevano essere regalati alle scuole per integrare i loro programmi, quindi mantenendo i programmi ministeriali e integrandoli. Così non è stato, e lasciamo perdere. Però chiunque comunque è un vero difensore delle proprie libertà, delle libertà comunali, eccetera, deve capire che non si tratta di battaglie politiche da intestarsi, ma, come dire, di un patrimonio che è giusto non perdere, come non lo perdono tutti gli altri popoli europei, e non solo, perché poi vicini al proprio habitat, diciamo alla propria Heimat, ecco, per usare un termine europeo molto, molto usato, lo sono anche gli stessi americani, ma lo sono benissimo anche molti altri popoli. Che dire, c'è la possibilità di farlo. Sta uscendo ancora qualcosa oggi in regione, ma, come dire, incrociamo le dita, ne parleremo e vedremo cosa si può fare. Io ti dico solo che dovremmo essere tutti figli di quella grande idea che proponeva Gualtiero Ciola nella sua opera fondamentale Noi Celti e Longobardi, che mostrando insomma le radici soprattutto ovviamente della Lombardia, ma il discorso vale davvero per tutti i popoli, ricordava che la lingua è una delle parti essenziali
dell'identità, ci mostrava anche gli errori del passato, ci mostrava anche le storture di Ettore Tolomei con i sudtirolesi, per esempio, ma non bisogna aver paura di dire queste cose, ma affermare l'identità di ciascuno. Assolutamente. E quando sento Marco parlare di Europa, ecco, scoccia a qualcuno sapere forse che i toponimi si ritrovano molto simili, Carnaca, Carnate. Una volta vado in Galizia, che è la terra più gallica, no? Lo dice la parola stessa, della Spagna, mi ritrovo in ordine prima Busto scritto così naturalmente, che è una località sul mare vicino a Santander, e qualche chilometro dopo, arrivato vicino, oramai sulla strada di Santiago de Compostela, Varese. Caspita, l'hanno messo lì e non l'hanno messo a Varese città, ma vi rendete conto? Certo, perché poi il grande portato poi del mondo celtico, e vale per la Celtiberia, ma vale veramente per tanti popoli, è che queste radici poi attraversano quelli che sono i confini degli stati attuali, che nascono con tutt'altra modalità, per cui io posso sentire il toponimo Loch, lago, da Varese fino alla Scozia, ecco. Verissimo. Ecco, veramente è qualcosa che ciascuno di noi deve prendersi a cuore. A Bergamo, ripeto, sono scesi in piazza. Lo scendere in piazza appare forse nel terzo millennio come così un atteggiamento un po' troppo guascone, cafone, eccetera, però a volte serve ancora, può servire effettivamente ancora, perché dà l'idea di quanta gente creda in questi ideali, che sono, sì, uno dice cultura popolare, e infatti ne parliamo nella trasmissione cultura popolare, però è cultura in genere, perché ripeto, se io arrivo da un'altra parte del mondo, voglio sapere, è mio diritto, ma anche mio interesse precipuo sapere come si dice nella lingua locale. Se io vado appunto in Giappone, voglio sapere se esiste una versione dialettale di Tokyo, di Kyoto e di qualsiasi altra città, tra una scossa e l'altra di terremoto. Ma certamente, Andrea, io ti dico, ecco, per chiudere un po' il mio contributo, ti dico che manifestare è sempre importante. Naturalmente bisogna manifestare anche con la testa, come si suol dire, e sapendo che bisogna mantenere sempre alta l'attenzione e l'attenzione su certi argomenti. E come lo si fa? Facendo lobby, cercando di avere quella visibilità mediatica sui giornali, sulla stampa, che insomma è difficile, oggettivamente difficile da avere, soprattutto per un ambiente anche culturale come quello italiano, da sempre colonizzato da un certo tipo di mondo che, vabbè, ma lo sappiamo. E quindi, ripeto, fare lobby, fare rete, fare gruppo, intervenire significa poi dare continuità a una battaglia, quindi non bastano e non servono solo le grandi mobilitazioni, ma serve la costanza. Certo, quindi torniamo a Tradate per vedere Tradà, che appunto è la versione locale della bella cittadina. Riconosciamo la geografia a scuola. Non la si insegna più, per cui i nostri ragazzi oramai sanno così cos'è la Grande Mela, ma non sanno neanche, non conoscono neanche i principali fiumi, le città della propria regione. Questo è gravissimo, naturalmente. Ritornare alla toponomastica, ecco, tutto il progetto che stai già illustrando tu, che è perfetto, è faticoso, ma è quello che renderebbe di più dal punto di vista della vittoria dell'identità del federalismo, cioè riuscire a penetrare oltre questi muri di gomma nella scuola, nell'editoria, nel giornalismo. Non è facile, certo, è un impegno che richiede pazienza, molta pazienza, decisioni anche politiche che a un certo punto devono arrivare sulla base di un potere reale che finora evidentemente non è stato, non è stato possibile gestire in maniera piena, ma che danno una misura di... Un'ultima battuta, io adesso tra un po' parlo dei santi del mese. Siccome abbiamo reintrodotto un po' in questa radio, dopo un po' di tempo, le origini celtiche, tra qualche giorno è San Patrizio. San Patrizio, ecco, Certo.
io lo trovo sintomatico questo fatto. C'è gente che si ubriaca di birra, dico, non li sto disprezzando, cioè, beati loro che si ubriacano di birra in onore a San Patrizio vestendo i colori d'Irlanda, ma senza forzare per forza le cose e diventare tutti irlandesi, che non è una brutta cosa, però basterebbe recuperare le nostre radici, di noi che in qualche modo con gli irlandesi abbiamo molto in comune, non trovi, per San Patrizio? Non solo sono d'accordo, ma allora ti invito, e invito ovviamente tutti gli ascoltatori, non solo a pensare a San Patrizio, ma a un santo che forse, se possibile, per noi è ancora più importante, per quello che ha voluto dire anche per la storia d'Europa, per la diffusione anche del cristianesimo, ma fortemente imbevuto anche nelle radici celtiche, che è San Colombano, che insomma con il nostro paese, ma penso anche con la Svizzera, con la Francia, veramente ha molto a che fare, ed è in fondo un altro grande modo per unire i cittadini europei, ma unirli, ripeto, in quelle che sono le loro identità, perché uno ha chiara la propria identità, da dove viene e dove va, è un uomo impermeabile al mondialismo, al consumismo, insomma ai mali di oggi. Assolutamente. Ti ringrazio infinitamente e ovviamente ricordo la tua, oramai mancano due giorni, oggi è lunedì, 3 giorni per il nuovo appuntamento con Sic et Non. Seguite, mi raccomando, Grazie. questa trasmissione fondamentale alle ore, ricordacelo, del giovedì. Ore 12. Voi nel momento stesso in cui mettete, diciamo, il riso, vogliamo usare un cibo padano, il lombardo, certo, il riso a bollire, voi accendete Radio Libertà. Se non l'avete già accesa, si ben intende, perché è meglio stare mattina e sera con le orecchie ben tese a Radio Libertà. Però, diciamo, io mi permetto di dire che ponete maggiore attenzione mentre mangiate il risotto alle parole che vi dirà il nostro Marco. Grazie infinite e richiamo il break. Grazie a voi. A risentirci. Il break. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Di nuovo a te la linea, Andrea. Grazie. Adesso i santi di marzo, ce ne sono tanti naturalmente, maggiori e minori. Sicuramente San Benedetto è il più famoso perché sono tanti e tali i proverbi. A San Benedetto le rondini sul tetto, il primo mi viene in mente, ma ce ne sono tantissimi altri, a seconda anche delle versioni, appunto, come si diceva con Marco, dialettali delle varie parti d'Italia. E sicuramente siccome coincide con l'equinozio di primavera, quindi l'inizio della primavera, San Benedetto, per tutta la tradizione che è intrisa di fortissima spiritualità, San Benedetto, sapete, è il patrono d'Europa. San Benedetto da Norcia è colui che, appunto, partendo dal centro esatto dell'Italia, è riuscito in qualche modo a fondare o rifondare insomma la cultura occidentale. Ora et labora, ecco. Non so se tutto il mondo è in grado di seguire questo dettame. Ora et labora, prega e lavora. Non lo sto dicendo tanto in senso strettamente dogmatico religioso, che qui in questa sede interessa meno, quanto proprio come principio di vita, naturalmente, che non è soltanto il pregare
diciamo direttamente i santi o chi ci sta ancora sopra loro, o gli angeli o addirittura le massime sommità del cielo. No, è in qualche modo concentrarsi, concentrazione, l'orare è raccogliersi in se stessi, abbiamo detto l'altra volta la Quaresima, e lavora naturalmente, perché il lavorare è molto importante, nel senso di far bene le cose in tutto, cioè il lavoro non è soltanto, secondo me e secondo San Benedetto, fare qualcosa che verrà stipendiato per riuscire a vivere, ma metterci l'anima, quindi lo studio, la passione e l'esercizio tecnico in tutte le cose che si fanno. Quindi San Benedetto non lo si discute naturalmente, San Benedetto è quel passaggio stagionale più legato all'astronomia, appunto, abbiamo detto, all'equinozio e a tutto quello che si trascina dietro di meglio e di bello l'Occidente. Però c'è anche San Rodrigo, che è il 13 di marzo, e appunto San Patrizio il 17. San Rodrigo è quel santo diciamo che ha vissuto anche in Spagna e a cui si ispira anche la figura manzoniana di Rodrigo. Si badi bene, Manzoni, lo ripeto, forse l'ho già detto e chiedo scusa, ma ripetita Juvent, Manzoni quando ci parla della cultura spagnola non è solo cattivo e, come dire, bastonatore, cioè sa benissimo e tutto questo trapela anche attraverso le righe del suo capolavoro, sa benissimo che il mondo spagnolo è stato anche quel mondo in grado, poco fa parlavamo della Galizia, è un mondo variegato, né più né meno dell'Italia, ma è stato quello in grado in qualche modo di fermare l'Islam, no? Quella che è stata non una guerra, perché la parola guerra non si addice in questo caso, ma la riconquista, proprio la famosa riconquista, cioè il fatto appunto che il mondo islamico stava risalendo dall'Africa e dall'Oriente verso l'Europa attraverso la penisola iberica, e lì è stato effettivamente bloccato e fermato grazie a dei personaggi come il Cid Campeador, no? Va sempre ricordato. Rodrigo è stato un santo medievale che ha superato se stesso, si può dire, nella bontà e nella profondità, proprio per difendere la fede rispetto ad altre fedi. Ora qui non si sta parlando in termini offensivi, poi ripeto, in tempi di guerra stiamo schisci, come si dice in milanese, stiamo tranquilli, non cerchiamo di metter fuoco sulle polveri, ma certamente Rodrigo, riprendendo Manzoni naturalmente, è vero che nel contesto manzoniano è un personaggio apparentemente cattivo, però è anche un nobile, cioè si trascina dietro una forma di nobiltà d'animo, tanto appunto da avergli assicurato la signoria sull'intera Lecco. Roderico è un impasto di mondo celtiberico, anche come origine nominale, di mondo celtiberico e di mondo goto o visigoto. E questo ce lo eleva proprio né più né meno di San Benedetto come una specie di patrono d'Europa, che quasi anche nel nome, io avevo fatto una volta un corso all'Università della Terza Età di Milano, alla scuola Cattaneo di Milano, avevo fatto un corso sul significato dei nomi, no? E in una sezione di questo corso io mi dedicai proprio ai suoni. Voi capite che, e questa è cultura popolare pura, all'interno di ogni nome abbiamo delle lettere, soprattutto delle consonanti, che esprimono già proprio la forza intrinseca o meno di questo nome. Pensate un po' a Rodrigo, guardate, sentite Rodrigo, no? Quanta forza, quanta energia, dirompente anche all'eccesso naturalmente, fino all'isteria, che però il nome comporta. Il 13 sarà un venerdì, quindi veramente supera ogni confine dell'immaginazione esoterica, e comunque lo fatto anche a febbraio, perché voi sapete che quando febbraio ha 28 giorni si ripetono gli stessi appuntamenti, cioè c'è stato un venerdì 13 a febbraio e un venerdì 13 a marzo. Io
voi pensate, ma Rognoni crede a queste superstizioni del 13-17? No, però vi ricordo che tutto ha un senso, tutto ha una logica nella cultura popolare, e vi ricordo che siccome l'unità di misura tradizionale era in moltissime civiltà, il numero 30 come 30 gradi, che poi sono anche il numero dei giorni del mese, medi del mese, se noi valutiamo i due punti che costituiscono una specie di strettoia a metà dei 30 gradi, sono proprio il 13 e il 17, e che sono all'interno dei 10 punti o dei 10 gradi che sono centrali tra diciamo i primi 10 e gli ultimi 10. Quindi 13 e 17 sono due numeri magici secondo la tradizione popolare. Qui non interessa tanto la verità delle cose. Noi ci troviamo di fronte a una cultura popolare che può apparire strampalata, pazzoide, irriverente verso la ragione e la scienza, ma ricordiamo sempre il cuore ha delle ragioni che la ragione non ha. E la scienza, nelle sue convinzioni di rapporti causa-effetto per nulla analogiche, si allontana spesso da quella che è una verità che non appare facilmente ai nostri occhi, ma che è come il seme nascosto sotto la neve. E vi dicevo, San Rodrigo, e quest'anno appunto cade di venerdì 13, aprendo poi così nei giorni successivi al 17 di San Patrizio. San Patrizio, lo ricordava il nostro Marco, è il santo irlandese per eccellenza, per il quale si festeggia a go-go, è proprio il caso di dire, ma è colui che ha colonizzato per primo dal punto di vista cristiano l'Europa, portando appunto tutta la cultura celtica che ha irrorato anche le terre del nord Italia e ha dato addirittura le radici della toporomastica, come abbiamo detto. Ma San Patrizio è anche qualcosa che si manifesta attraverso degli oggetti, delle forme o dei monumenti. Ricordiamo il famoso pozzo di San Patrizio ad Orvieto. Visitate, se potete, Orvieto, ne approfitto quindi per la sottorubrica Genius Loci, perché Orvieto non si può nella vita, se si è italiani, anche padani, quindi italiani del nord, evitare Orvieto. Orvieto è una città incantevole, la trovate all'uscita dell'autostrada del Sole, sulla strada di Roma, ma ancora in Umbria, con una cattedrale che è la più bella cattedrale del territorio italofono, con una serie di monumenti, vicoli, ci sono anche delle grotte. È impressionante il patrimonio monumentale di Orvieto, e c'è anche e soprattutto il pozzo di San Patrizio. Che cos'è il pozzo di San Patrizio? Io lo vidi da bambino, diciamo, guidato dalle mani del Sacro Papà. Ebbene, si scende progressivamente, è una specie di torre di Pisa al contrario, anche perché pare che non sia diritto ma leggermente storto, e si scende progressivamente in una scala che porta giù, chissà dove, fino a quando si trova l'acqua, naturalmente. Si può giocare con la voce, perché ovviamente si stabiliscono degli echi inquietanti e impressionanti, ma qual è il rapporto con San Patrizio? Ecco, ci dice qualcosa di importante sulla figura del santo. È un pozzo senza fine, è quella sapienza ultima delle cose, San Patrick naturalmente, no? Pensate anche il toponimo romano, il patrizio non è il plebeo, ma in senso metaforico, non quello che possiede più ricchezza, ma che possiede più sapere. Ed è questa la vera ricchezza, il sapere, anche il sapere popolare. Quindi questo pozzo è che voi scendete, aumenta la paura, come aumenta anche salendo sulla torre di Pisa per i motivi opposti, lo sapeva benissimo Galileo Galilei, ma nello scendere il pozzo di San Patrizio voi avete l'impressione di scendere verso l'inferno, di rivivere quelle emozioni che aveva vissuto Dante Alighieri appunto scrivendo la sua opera massima all'interno della Divina Commedia. Quindi ecco, queste le riflessioni da farsi nel giorno di San Patrizio. Se poi arriva una birra, ma fate voi, non è la mia passione diretta. Se a voi piace una bella birra scura irlandese ci sta, una, non di più, perché c'è un
un bel bicchierone di birra, non esagerate. E chiudo qua. Ma oggi io vi volevo parlare anche di qualcosa che afferisce al mondo celeste, perché siamo arrivati al segno dei pesci. Io con questo segno chiudo, diciamo così, le scorribande dedicate direttamente all'astrologia, perché è una scienza complessa che non è possibile in radio approfondirla fino in fondo, perché secondo me si rischia poi di entrare in quella meandri morbosi che non sono del tutto piacevoli, che riguardano appunto la previsione del futuro, il cui futuro, diciamo, è solo nella mente di Dio, non dimentichiamolo mai. Ma i pesci sono anche, nella loro simbologia, diciamo, il segno più doppio che esista dello zodiaco, più doppio degli stessi gemelli. Sono dei gemelli sott'acqua, in un certo senso, che rappresentano un movimento continuo, non paragonabile a quello del Sagittario dei gemelli stessi, ma essendo appunto frenato dalla forza dell'acqua, è un movimento soprattutto interiore che collega direttamente con lo spirito e soprattutto con la religione cristiana. Tradizionalmente, appunto, uno dei simboli usati fin dall'antichità e ancora oggi sicuramente per raffigurare il cristianesimo è quello dei pesci, del pesce o dei pesci naturalmente. Ovviamente viene in mente la battuta "vi farò pescatori di uomini", che Gesù dice ai suoi magistrali discepoli, e quindi l'immagine del mare in cui si pesca è l'immagine proprio con la quale il cristianesimo è riuscito a dare al mondo il meglio di sé. C'è un legame quindi con quello che potrebbe succedere anche nel futuro, perché tra le tanti doti del segno in senso puro, poi bisogna sempre vedere, l'ho già detto 1000 volte, l'ascendente, la luna, e quindi non è categorico, ma come valore simbolico c'è la profezia. La profezia è la capacità di riuscire a intravedere quello che potrebbe succedere nel futuro. Fammi indovino e ti farò ricco. Ecco un altro bel proverbio, naturalmente. Certo, naturalmente, ma nessuno potrà mai essere indovino. L'abbiamo detto, il futuro nelle mani di Dio. E allora, comunque, noi possiamo supporre che qualcuno o qualcosa, arrivando dal cielo, secondo la tradizione anche più recente della mariologia, ci abbia detto, ci abbia sospirosamente sussurrato qualcosa sul futuro. I famosi segreti di Fatima. In particolare il terzo segreto. Sapete perché il terzo segreto è il più importante degli altri segreti? Perché parla dell'Italia e ci dice che cosa dell'Italia? Ci dice questo segreto di Fatima che l'Italia e la Chiesa subiranno molte vessazioni, molte crisi, molte drammatiche pagine di decadenza e di masochistica voluttà. Uso questi termini poetici per indorare la pillola. E naturalmente alla fine le forze del bene potranno prevalere, dice il segreto, grazie proprio ad un meccanismo di difesa conclamato e forte che avrà i suoi personaggi, i suoi passaggi che ancora non sappiamo, rispetto evidentemente a delle culture religiose o di altro genere che avranno assediato questa stessa realtà. Quindi il terzo segreto è veramente quella immaginazione pescina, tipica della simbologia dei pesci, che vivono più di incanto sonoro e predittivo che di parole e di attenzione all'attualità. Quindi in questo senso è anche antipolitico, ma perché nella simbologia dei pesci c'è una forma di sapienza superiore che va al di là della contingenza, e quindi c'è appunto la conoscenza effettiva del futuro.
Ai segreti di Fatima si sono aggiunti ultimamente i segreti di Medjugorje, insomma, sapete che sono 10 e i ragazzi che hanno visto la Gospa a Medjugorje verranno a conoscenza progressiva nel corso della loro esistenza. Si dice sempre, relata Refero, vi riporto quello che ho sentito dagli ambienti religiosi, saranno in grado appunto di sapere addirittura qualche giorno prima di quando avverranno degli eventi che caratterizzano il futuro del mondo e della Chiesa. Chissà se le loro orecchie, la loro mente dei veggenti di Medjugorje hanno sentito qualcosa delle guerre in corso dalla voce della madre del mondo, e chissà se sanno quello che noi non sappiamo. Certo, ci piacerebbe, è un po' morbosa la faccenda, ci piacerebbe sapere se finisce la guerra in Ucraina, se si mette a posto il discorso di Gaza, se questa tremenda ultima guerra contro l'Iran potrà finire e in che maniera finirà, naturalmente. Però vedete, il senso ultimo della profezia non è sapere prima quello che, ma vivere in uno stato di attesa, in attesa di qualcosa che noi non conosciamo, non abbiamo forse dal punto di vista spirituale il diritto di conoscere, ma che sappiamo che avverrà, naturalmente. E quel clima che si era stabilito anche alla fine dell'anno 1000 e non più 1000, oggi è un po' la giornata dei proverbi, no? Ecco, potremmo dire raddoppiando 2000 e non più 2000, perché forse il mondo finirà prima, naturalmente. State tranquilli, state comodi, non vi riguarda, non riguarderà i nostri pronipoti, però certamente c'è nell'aria qualcosa che la cultura popolare conosce molto bene, questo senso di disfatta, di decadenza, di oppressione quasi celeste nei confronti della terra, per tutta una serie di fattori e situazioni che apparentemente conosciamo, ma di cui non riusciamo a trovare il bandolo della matassa, e neanche ovviamente i vari Superman che attualmente dirigono effettivamente il mondo. Quindi il senso ultimo è proprio questo, di un'attesa di qualcosa che avverrà, nella speranza però che ciascuno di noi si trovi pronto con la propria coscienza, niente di che, niente di così stratosferico, ma che ci permetta quindi di abbordare effettivamente tutto quello che ancora non conosciamo e non sappiamo. Perché vedete, io non sono fra quelli che, per esempio, sempre diciamo partendo dalla cultura popolare, abbocchi alle battute dei testimoni di fine vita, no? Sapete, basta scorrere Facebook, TikTok, ma anche qualsiasi televisione locale, c'è un numero impressionante di persone di ogni parte del mondo che ci racconta: ho avuto un incidente, oppure la malattia, stavo per morire, ho visto che c'era dall'altra parte Gesù che mi attendeva, che so, tutto uno sfondo spirituale che in qualche modo era pronto nell'abbandono del corpo così a dirigermi verso una più alta spiritualità che non capivo bene cosa fosse, ma poi alla fine sono tornato indietro, eccetera. Io non credo che questi racconti ci testimonino la verità, perché potrebbero effettivamente essere delle allucinazioni legate anche alla propria cultura, alla propria religione, eccetera, eccetera. Però sono la spia sempre di quell'attesa e di quella tensione che noi dobbiamo avere verso il cosiddetto al di là, che è l'insegnamento primo della cultura popolare. Mai pensare di essere immortali, mai pensare con la spocchia di chi è salito sul trono, un immaginario trono, pensare appunto di non essere toccato da questi problemi, naturalmente. Io, è vero, in alcuni libri ho trattato anche questi argomenti, ma sempre con cautela e una certa anche perplessità. Ritengo che sia lecito, partendo sempre dalla cultura pop, abbordarli, vedere e capire, cercare di capire come
diciamo il rapporto fra corpo e spirito sia una fonte continua di eventi e di situazioni, però al tempo stesso rapportare il tutto al senso quotidiano delle cose, no? Lo spirito di comunità, che è lo stesso spirito che ci avverte che in fondo che tutti devono sapere che Tradate si chiama Tradà e Bergamo Bergam, perché è tornando alle piccole cose che noi conosciamo le realtà più profonde. Non è dirigendoci direttamente attraverso le cosiddette utopie a un mondo al contrario, no? E qui cito un noto generale che ci ha un po' tradito, però il titolo aveva un senso del suo libro, naturalmente. Il mondo al contrario ci vuole proporre un abbraccio universale, un melting pot, una situazione parossistica che è impraticabile, vale di più appunto non una preghiera in quanto preghiera, ma in quanto concentrazione sul senso ultimo della nostra realtà, che tutte le baggianate possibili che ci propone una politica al tempo stesso pantofolaia e aggressiva per la sfida che vuole portare al senso ultimo delle cose e della vita. Io ringrazio la nostra attenzione, ringrazio Marco, naturalmente, che mi risentirete giovedì alle 12, ringrazio la nostra regista, appunto mi viene in mente il titolo di un film di 007, Dalla Russia con amore, e abbiamo anche questo, Radio Libertà c'è anche questo, non si lascia mancare nulla, ogni riferimento è puramente casuale. Un grande abbraccio a tutti e soprattutto Venezia risorga Venezia per sempre, a risentire. Avete ascoltato Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni.